Narcotizzata e derubata di oro e gioielli per un valore di 35.000 euro. La vittima è una donna di 81 anni, Maria Odilia Freitas, residente al piano terra di questa casetta in via Montello. Il furto è avvenuto in pieno giorno tra le 18 e le 21. L'anziana non si è accorta di nulla. Sì, sì, io ho parlato con la signora perché è una nostra cliente fissa ed è venuta qui appunto a raccontarci che è stata addormentata lei e il cagnolino e da lì le hanno rubato i suoi gioielli, da quello che mi ha detto. Non credo soldi, più che altro gioielli preziosi, mi parlava anche di un brillante. Il primo a rivelare le infrazioni nella serratura della porta d'ingresso nel giardino sul retro è stato il suo inserviente, un italiano che lei ospita in casa. Appena entrato nell'abitazione, l'uomo ha trovato le stanze tutte sottosopra e l'ottantenne con il suo cane in stato confusionale. Segno evidente che con ogni probabilità i malviventi prima di entrare avevano escogitato un metodo per narcotizzare chiunque si trovasse all'interno dell'appartamento. Il bottino racimolato è ingente, collane, bracciali e anelli che per la signora Freitas non erano semplici monili in oro. E me l'ha detto subito, non tanto, forse se le rubavano qualcos'altro era più contenta perché erano proprio gioielli di famiglia, quindi per quello che lei ci è rimasta male. Purtroppo non ci sono testimoni ed ora in quartiere c'è chi pensa si tratti di una banda ben organizzata in grado di compiere altri colpi approfittando del periodo estivo quando la città si svuota. Professionisti che non temono di trovarsi faccia a faccia con i proprietari. Sull'episodio indagano i carabinieri.